Ben ritrovati di nuovo in diretta, come annunciato questa mattina presto, nella seconda parte con noi il vice rappresentante del Movimento 5 Stelle di Trieste, Enrico Sossi. Ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Abbiamo commentato con Codarin diverse cose, siamo finiti anche per parlare del Porto Vecchio, proprio anche in virtù dell'appuntamento con i 5 Stelle di ieri. Sì. Tra l'altro faceva seguito anche alle osservazioni depositate da alcune associazioni ambientaliste per la mancata via, cioè la valutazione di impatto ambientale, e la mancata condivisione dell'iter progettuale del progetto Costim, sia con la cittadinanza che con tutte le altre realtà di associazioni politiche, anche di opposizione del territorio. Cos'è che vi rende perplessi? Ma appunto ieri abbiamo fatto questa conferenza stampa proprio per criticare un po' i metodi, soprattutto della giunta comunale, dell'assessore Evers Bertoli, che ha la delega specifica per Porto Vecchio, soprattutto perché all'interno dell'iter dello screening per la valutazione di impatto ambientale, ovvero appunto la regione, la commissione tecnica della regione ha dovuto decidere se sottoporre il progetto di riqualificazione di Porto Vecchio alla valutazione di impatto ambientale. Durante questo iter in cui la regione effettivamente doveva decidere cosa fare, la cittadinanza ha potuto depositare delle osservazioni che di fatto sono delle critiche, dei suggerimenti al progetto di Costim, che è l'azienda privata che propone il progetto di riqualificazione di Porto Vecchio. Sì. E purtroppo l'opportunità, la possibilità di presentare osservazioni non è stata per nulla pubblicizzata dalla giunta comunale, quando invece è una parte fondamentale del processo partecipativo di riqualificazione di un'area così grande come Porto Vecchio, che è una cosa anche molto rara non solo per la nostra città ma per un po' in tutte le altre città europee. Diverse associazioni ambientaliste, ordini di categoria, ma anche noi proprio come Movimento 5 Stelle abbiamo scelto di appunto depositare delle osservazioni a cui purtroppo Costim, l'azienda, ha risposto solo in parte, perché in alcune nostre critiche che vertevano su appunto possibili criticità urbanistiche, ambientali, oppure legato appunto all'impatto dei cantieri sui rioni adiacenti a Porto Vecchio, soprattutto Greta Roiano, oppure anche l'impatto sulla fauna, erano delle richieste di integrazioni che poi addirittura anche la regione ha detto a Costim di fare. Costim purtroppo ha fatto delle integrazioni a nostro parere carenti e addirittura però anche l'ARPA, che è l'Agenzia regionale per la protezione per l'ambiente, ha richiesto delle integrazioni a Costim, per cui quando sento l'assessore che dice che c'è un interesse delle opposizioni a rallentare, a fermare il progetto di riqualificazione di Porto Vecchio, no, non è assolutamente vero. Noi vorremmo alla fine che il progetto di riqualificazione di Porto Vecchio sia semplicemente migliorato e che si integri nella maniera migliore possibile con appunto l'ambiente circostante. Se lui ritiene invece che noi abbiamo l'intenzione di rallentare il progetto e rallentare lo sviluppo della città, solo perché abbiamo depositato delle osservazioni, allora vuol dire che anche l'ARPA, l'Agenzia regionale a protezione dell'ambiente, che sta sotto la regione, per cui è un ente che non è di parte assolutamente, allora vuol dire che per lui anche l'ARPA andrebbe contro gli interessi della città. Invece l'ARPA rappresenta degli interessi appunto per la protezione dell'ambiente, così come le associazioni ambientaliste, così come anche noi che abbiamo partecipato. Quando Costim però, dopo rispondendo alle nostre osservazioni, dice questa analisi verrà fatta nelle fasi successive del progetto, allora un po' cascano le braccia, perché se quel problema dovesse rivelarsi essere vero durante la fase di cantiere, quando i cantieri saranno già aperti, allora ci sarà un problema per la ditta, che potrebbe essere Costim, come no, per la ditta che dovrà fare quel tipo di lavoro lì. Il rischio è che poi anche il comune debba mettere, o la regione, altri soldi pubblici per effettivamente andare a risolvere quei problemi. Per cui abbiamo criticato una parte, anche il merito, ma soprattutto anche il metodo, perché si cerca sempre pur di andare avanti con la propria fretta da parte dell'assessore con questi progetti, di
ignorare la partecipazione della cittadinanza e la trasparenza anche su questo progetto, quando io invece penso che su questo progetto dovremmo tutti collaborare assieme per portare a casa una vera riqualificazione di quell'area e quindi un valore aggiunto alla nostra città che a nostro parere il progetto attuale di Costim invece non rappresenterebbe. Ok, allora vediamo anche se riusciamo poi a rimanere anche sull'argomento. Intanto sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo integrare il discorso che state facendo fin adesso dicendo che ho letto dei giornali che una corte europea ha praticamente cancellato il diritto di prelazione della Costim nel successivo concorso per l'acquisizione della costruzione del Porto Vecchio. E quindi questo è un problema, anche perché la Costim sembra che abbia già speso 2 milioni di euro per appunto fare tutti questi progetti di massima. Penso che questo sarà un problema sulla realizzazione di tutto. Grazie e buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Quindi anche capire l'iter, no, dei lavori, come proseguirà. Perché appunto questa cosa qui che diceva il signore che ha chiamato in realtà mi è nuova e quindi andrò a verificarla. In ogni caso, appunto, cosa prevede questo project financing? Costim propone un progetto e poi appunto bisogna comunque fare una gara per chi poi effettivamente andrà, quale azienda andrà a riqualificare i magazzini del Porto Vecchio. Per cui appunto c'è in gioco eventualmente oppure no, andrò a verificare il diritto di prelazione, quindi che sia la stessa poi azienda che ha proposto il progetto in project financing ad avere l'appalto, oppure appunto potrebbe anche esserci un'altra. Comunque è un iter complesso e appunto durerà sicuramente diversi anni, però appunto, c'è sicuramente la possibilità che qualcuno si possa inserire comunque. Sì, esatto, potrebbe anche essere alla fine che non sia Costim in ogni caso, e quindi anche che il progetto possa subire delle variazioni, anche se è vero che il Consiglio Comunale ha approvato delle linee guida, però erano delle linee guida che anche noi abbiamo cercato di cambiare, purtroppo senza successo, perché come ben sappiamo la maggioranza in Consiglio Comunale qua del centrodestra a Trieste, se ha una sua idea la porta avanti ignorando tutti gli altri possibili suggerimenti. Ci sono delle linee guida che anche le altre aziende dovranno rispettare, però non è scontato. Noi, forse come sapete, appunto, noi critichiamo soprattutto la questione della residenzialità, rischierà di essere una residenzialità di lusso e quindi trasformare una parte della nostra città in una nuova Porto Piccolo o Porto San Rocco. Quindi una parte di città che è vissuta probabilmente solo d'estate dai turisti che hanno soldi e che comprano gli appartamenti, e poi nel resto dell'anno in realtà una parte di città che, a parte per i dipendenti della regione, che già questa è anche una scelta che poi potremmo anche criticare per alcuni punti di vista, ma comunque sarebbe un rione effettivamente poco vissuto, quando invece quell'area potrebbe veramente essere un centro di rinascita un po' per Trieste. Non che Trieste per forza ne abbia bisogno, però bisogna dire che insomma è un'area che potrebbe essere valorizzata in una maniera molto utile, soprattutto per le nuove generazioni. A proposito di quell'area, non si parla quasi più di cabinovia. Sì, esattamente, non si parla quasi più di cabinovia e questa qua è una cosa che ovviamente ci rende tutti molto contenti, rende contento anche me, soprattutto perché risiedo a Opicina, per cui solo l'idea di avere questa cabinovia che va su e giù proprio era una cosa soprattutto fastidiosa, proprio per il fatto che non ce n'è l'esigenza, perché ci sono già delle linee dei bus che garantiscono il trasporto dall'altipiano al centro città e in diversi punti della città, per cui potremmo anche stare qui a elencarle. E non si parla quasi più di cabinovia proprio perché effettivamente si sono perse, il sindaco e soprattutto il sindaco e la sua maggioranza hanno perso tutte le speranze. È vero, ci sono ancora dei processi in corso, si stanno aspettando appunto gli esiti di alcuni ricorsi, ma ormai possiamo dire che la cabinovia per fortuna l'abbiamo chiusa. Stiamo in questo momento verificando, noi del Movimento 5 Stelle, anche eventualmente un pezzo dei fondi che la cabinovia avrebbe ricevuto, se
come dire, comune ne abbia ancora diritto o meno, ma al di là dell'esito di questa verifica, in ogni caso possiamo dire che la cabinovia per fortuna non si farà. Però quello che voglio dire è che non lo dico soprattutto perché faccio parte di una forza politica che notoriamente ha contrastato la cabinovia, ma lo dico soprattutto da residente di Opicina, anche giovane, perché ho 22 anni, e appunto residente a Trieste, che dobbiamo ricordarci di chi ha promosso la cabinovia, perché il sindaco non si potrà più ricandidare, ma dobbiamo ricordarci anche di chi ha avuto accanto in tutto questo periodo, che ha avallato questa sua decisione e in questo periodo, in questo momento, sta impegnando 30 milioni di euro delle casse della città, quindi sono gli stipendi cioè le tasse che noi tutti paghiamo anche attraverso i nostri stipendi, ma anche attraverso altre cose, 30 milioni delle casse comunali impegnati per questa cabinovia che appunto nemmeno si farà. Allora, quando arriverà il momento delle urne, questo qua penso sia una responsabilità civica, poi ovviamente nella valutazione di ognuno, però sia anche opportuno ricordarsi di chi ha proposto questa cabinovia e chi appunto avrebbe voluto fare questo scempio ambientale, oltre che soprattutto inutile, nella nostra città. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E anche il suo ospite. E allora io vorrei chiedere al suo ospite, per favore mi dica qualcosa, no, mi dica qualcosa di reale. Prima c'era l'assessore Codarini, che giuro che se non sapevo... Ma non è assessore. Di didascalia che veniva da Fratelli d'Italia, avrei giurato che era del PD. Ma non aveva discorsi, ed è proprio vero. Guarda, una volta una persona anziana mi ha detto una cosa giusta: io non capisco più niente, non capisco più niente, perché qui di destra parla come qui di sinistra e qui di sinistra parla come qui di destra. Per cui è vero, a parte la parentesi che ha avuto sui migranti, che appunto tutta colpa dell'immigrazione, io avrei giurato che fosse del PD. Una roba allucinante. Non sanno, dicono una cosa, dicono un'altra, poi ritornano. Guarda, io alla fine lui ha detto che per la sicurezza, eccetera, eccetera, bisogna convincere la gente a rispettare le regole. Basta, questo è il suo. Che è troppo facile. Insomma, uno che delinque non è che rispetta le regole, se ne frega delle regole. Il problema è tutto un altro. Ecco, questo voglio dire. Poi può andare al punto. Come mai con questo paese, che secondo loro va tutto bene, sanità va bene, che non è vero niente, secondo noi no. Gente a Trieste senza medico. Io per fortuna, il mio è andato in pensione, per fortuna il giorno dopo, perché anche il computer sono riuscita a trovare, e sono anche disabile, cioè non va niente bene, e da loro tutto bene va. No. Insomma, il problema è questo, no? Come mai tutto va bene mentre va tutto male? Come mai si parla? Il grande problema adesso è provincia sì o provincia no. No, la provincia, questo è l'argomento, adesso non c'entra, va tutto bene per tutti, no? Va bene, chiaro signora, grazie, buongiorno. Allora io avrei su questo. Grazie. Allora, io avrei la pubblicità fra poco, rispondiamo velocemente. Sì, mi ha dato uno spunto interessante, perché giustamente la prima diceva sulla sanità e credo si riferisse al rapporto CREA dell'Università di Tor Vergata, che aveva promosso la regione Friuli Venezia Giulia come virtuosa, poi invece la CGIL ha contestato. Esattamente, però appunto collegandomi al tema della sanità e al tema delle province, rendo noto o ricordo, perché magari qualcuno già segue un po' con una maggiore attenzione, che nell'ultima giornata di dibattito in Consiglio regionale sulle province, su cui, parentesi, lo specifico così siamo chiari, noi del Movimento 5 Stelle siamo contrari, abbiamo votato no alla reintroduzione di questo modello di provincia che ha proposto la Giunta Fedriga. Nella stessa giornata è stata fatta una conferenza stampa con i segretari regionali dei partiti dell'opposizione proprio sul tema della sanità, a seguito di un accesso atti di un'altra consigliera regionale. Per cui noi, se il dibattito è in aula e le province
Purtroppo noi, anche se non vogliamo le province, dobbiamo comunque esprimerci nel merito, fare un'analisi della proposta che viene fatta dalla maggioranza e poi fare appunto la nostra valutazione. Ma noi assolutamente non ci andiamo a dimenticare quelle che sono le vere esigenze per tutti noi e i problemi che sono all'interno della società, a partire appunto dalla sanità pubblica. È stata fatta appunto questa conferenza stampa da parte dei segretari regionali di opposizione proprio per criticare nuovamente il modello di sanità che va a proporre l'assessore Riccardi, l'assessore regionale Riccardi, che visto che vogliamo fare chiarezza assieme alla telespettatrice, l'assessore Riccardi di Forza Italia della Giunta regionale Federica di centrodestra, così diamo anche le responsabilità, abbiamo criticato quel modello, l'ha criticato per esempio anche la CGIL ma anche altri sindacati, per cui effettivamente noi ci rendiamo conto che ci sia un problema e cerchiamo poi di andare nel merito di questi problemi. La sanità, ma se ne potrebbero citare anche altri, anche prima che si parlava di Porto Vecchio a Trieste. Non è che Porto Vecchio è l'unico tema all'interno l'unica necessità della città, no, ce ne sono anche altri che ovviamente cerchiamo sempre di appunto porre all'attenzione dell'opinione pubblica, di dire la nostra, di valutare, di fare, appunto siamo anche noi in Consiglio Comunale, per cui appunto cerchiamo anche noi di fare proposte e critiche su svariati temi nello stesso momento, per cui io capisco appunto il pensiero della telespettatrice anche sul fastidio di dover sentire parlare di nuovo di province quando i problemi nella nostra regione sono altri, e lo anche condivido, ed è anche la valutazione che abbiamo fatto noi in Consiglio regionale, perché alla fine si andrà a sostituire questo contenitore che al momento è vuoto perché non hanno ancora dato delle funzioni, no, a queste nuove province, quando l'unica certezza che c'è su queste nuove province è che avranno il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale con un costo non indifferente. E il motivo, c'è sempre un termine molto brutto che non ripeterò, con cui si definisce il politico che non riesce a entrare in Consiglio regionale, in Consiglio comunale, in Parlamento, e quindi insomma c'è un termine specifico che appunto però non vado a ripetere, però questi personaggi politici che non riescono ad andare da nessuna parte, alla fine dove li piazzeranno? Vedremo anche la legge elettorale come sarà fatta, speriamo appunto esca fuori con delle preferenze serie. Alla fine questo politico viene messo in Consiglio provinciale. Ora, se il Consiglio provinciale deve decidere se ristrutturare l'edilizia scolastica, deve ristrutturare il Volta o deve ristrutturare il Petrarca, ma non deve esserci una scelta politica su questo, deve esserci una scelta tecnica sulla base, immagino soprattutto, dell'urgenza dell'intervento. Stessa cosa anche sulle strade, le ex provinciali, che poi buona parte di queste poi sono diventate regionali, gestite appunto da FVG Strade. Deve esserci una scelta tecnica, cosa deve decidere l'assessore provinciale, il consiglio provinciale, la giunta provinciale. Comunque, mi scuso, abbiamo divagato, però appunto aveva dato lo spunto la telespettatrice, per cui insomma ho approfittato per dire la nostra posizione su questo. Approfitto prima della pubblicità per dare una notizia, andiamo anche pure sul sito dei colleghi di Trieste Prima. Auto finisce in mare dopo la serata assistiana, soccorsi 4 giovani, è successo nel Porticciolo, i ragazzi sono usciti autonomamente di strada questa notte, fortunatamente stanno bene, sono usciti autonomamente dall'abitacolo, medicati dai sanitari del 118, ma non sono stati portati in ospedale. Sul posto anche i pompieri degli soccorsi, la Guardia Costiera e i carabinieri. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco. Sveglia Trieste in diretta di nuovo in compagnia di Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle. Siamo alla vigilia no, perché è mercoledì prossimo, però la commissione di trasparenza sul tram. Sul tram di Opicina, esattamente come forse qualcuno si ricorda, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto una conferenza stampa qualche mese fa per avviare una petizione che ha raggiunto diverse centinaia di firme, che però abbiamo sospeso e dopo spiego perché. Abbiamo richiesto una convocazione di una commissione in Consiglio Comunale affinché si faccia trasparenza sui ritardi legati ai cantieri del tram di Opicina in tutti questi anni e per audire appunto i vertici di Trieste Trasporti proprio in quanto azienda che gestisce la linea del tram che ricordo essere di
proprietà del Comune di Trieste, per cui Sì. abbiamo in questo contesto soldi pubblici per un'opera, per gestire appunto un'opera pubblica. Tra l'altro poi Trieste Trasporti, come sappiamo, insomma, di fatto ha un grosso controllo da parte, dovrebbe avere un grosso controllo da parte del Comune, ma purtroppo questa cosa, devo essere sincero, è un po' carente, come anche negli altri servizi pubblici del Comune, per esempio il servizio idrico. In ogni caso, mercoledì 8 luglio, quindi prossimo mercoledì alle ore 9, ci sarà la riunione della terza e quarta commissione consiliare in seduta congiunta in Consiglio Comunale, che è aperta al pubblico, per cui io andrò dal pubblico, però invito anche la cittadinanza interessata non a fare domande, perché il pubblico solitamente non lo può fare, però ad assistere all'audizione dal vivo, appunto ad andare in Consiglio Comunale e chiedere di poterlo fare, perché si tratta appunto di una cosa dei nostri soldi pubblici e che soprattutto riguarda un servizio pubblico, ovvero appunto il trasporto pubblico locale, che purtroppo in alcune parti della città, penso soprattutto a Scorcola, ma anche a Via Commerciale Alta, dopo appunto l'incrocio per salita per Conconello, che non sono assolutamente serviti da trasporto pubblico locale, perché quelle aree, da quando non c'è il tram, alla fine non hanno un mezzo pubblico quelle persone non hanno un mezzo pubblico per tornare a casa. Dopodiché critichiamo anche in questo periodo qua, perché adesso siamo il 4 luglio, però appunto Trieste Trasporti dichiarò il 15 aprile, perché parentesi un po' così di folklore, noi la mattina del 15 aprile facciamo una conferenza stampa in cui chiediamo maggiore trasparenza, maggiore chiarezza e annunciamo delle azioni sia a livello istituzionale ma altre come per esempio la petizione. Ovviamente il pomeriggio del 15 aprile cosa arriva? La nota stampa di Trieste Trasporti in cui ci dice qualcosa di nuovo. Ora, io vorrei che con Trieste Trasporti la cittadinanza e il comune avesse un altro tipo di rapporto, ci possa essere una maggiore trasparenza da parte di chi gestisce una linea di proprietà pubblica. In ogni caso, Trieste Trasporti dichiarò, qui ho la loro nota stampa perché giro sempre con questi materiali che mi piace ogni tanto ricordare, Trieste Trasporti, ripartenza tram di Opicina prevista per metà giugno, e invece è ancora fermo. Ora, io non vado a dire che la linea, se ci sono dei lavori da fare, i lavori vanno fatti. Se le prescrizioni di Anfisa dicono che vanno fatti dei lavori, vanno assolutamente fatti, perché la priorità deve essere garantire un servizio che sia soprattutto sicuro per chi poi lo va a utilizzare, che siano residenti o non residenti. Ciò detto, sono 10 anni che aspettiamo la ripartenza del tram ed è ripartito per effettivamente pochi mesi. Per cui io da cittadino, ma appunto da residente a Opicina, pretenderei anche una maggiore chiarezza e trasparenza da parte di Trieste Trasporti e da parte del Comune di Trieste rispetto appunto alla ripartenza della linea. Per me non è un problema aspettare un mese in più, aspettare 2 mesi in più, però che me lo si dica, perché non è possibile adesso che io prendo quotidianamente la 64 per andare in centro città da Opicina, che è la linea che un po' sostituisce quella tratta che una volta faceva solamente il tram, quindi Opicina, Via Commerciale e poi in realtà la 64 va fino in Piazza Tommaseo. In ogni caso passo quotidianamente per più volte al giorno su chiaramente tutta la tratta del tram di Opicina che va da Opicina fino all'Obelisco, e abbiamo visto gli operai che anche oggi stamattina erano lì a fare dei lavori. Abbiamo visto gli operai proprio sul tratto dove c'è l'obelisco che hanno praticamente rifatto tutto il pezzo delle rotaie, ma insomma l'hanno fatto praticamente fino alla fermata successiva, e l'hanno fatto in 2 settimane, massimo 3 settimane, non mi ricordo, addirittura erano in 9 operai con un gazebo bianco che li riparava dal sole, quindi totale rispetto per questi lavoratori. Però se hanno fatto questi lavori in 2 settimane, cioè perché li hanno fatti 10 anni dopo che si è fermato il tram? Io posso capire che c'era anche un iter giudiziario rispetto a delle ditte che hanno fatto dei lavori che non andavano bene i primi anni dopo l'incidente del 2016, ma non è possibile che questi lavori si facciano 10 anni dopo e che dopo 10 anni noi siamo ancora qua a dover fare commissioni di trasparenza sul tram di Opicina. Se facciamo le commissioni di trasparenza è perché finora non c'è stato poco nulla di trasparente rispetto alla questione, ma non lo dico, lo dico perché vorrei che questa cosa cambiasse, che ci fosse un altro tipo di rapporto tra appunto il Comune di Trieste
i cittadini, soprattutto residenti, che usufruirebbero di questa linea di trasporto pubblico locale, e anche poi appunto Test Trasporti che gestisce la linea. Perché appunto ci sono una parte di cittadini che non la possono usufruire, e addirittura anche una marea di turisti. Io sento sempre il sindaco, gli esponenti della giunta di centrodestra parlare che no, qua a Trieste deve aumentare il turismo. Giusto ieri c'era a Ring, anche hanno parlato di turismo, e c'era anche una domanda su quello, tra l'altro, sull'overtourism, quindi questo sovraffollamento di turisti. E loro parlano sempre di turismo, città per i turisti, ma io vorrei che la città fosse in primis per i residenti e in primis per chi la abita, e purtroppo chi abita in zone in cui arriva solo il tram finora a casa non lo può fare. Io, tra l'altro, parentesi anche questa di folklore, abitando a Picina sono andato alle scuole medie alla Corsi, che proprio alla fine di via Commerciale, dove tra l'altro adesso si passa davanti per via della deviazione, perché appunto stanno facendo dei lavori in piazza Casali, cosa che anche lì mi si permetta una critica, hanno rimosso giustamente delle rotaie in piazza Casali che non sono utilizzate ormai da decenni, e che infatti il tram anche questi mesi, che era ripartito nel 2025, non ha mai utilizzato, però erano praticamente al centro della carreggiata e di fatto hanno reso l'asfalto un colabrodo. Addirittura mi hanno detto, anzi l'ho visto perché è successo quando io ero in quella piazza là, tra l'altro delle persone sono anche cadute a causa dell'asfalto e di quelle rotaie proprio in piazza Casali, e hanno sostituito e riasfaltato quel pezzo di rotaie in 2 settimane, anche qui da quando hanno aperto il cantiere, anche se il cantiere è per altri motivi, ma in 2 settimane circa hanno fatto quel lavoro. E dico, ma è possibile che per fare questi lavori bisogna aspettare veramente non so, 10 anni, oppure lo stanno facendo perché tra pochi mesi, tra meno di un anno si andrà al voto? Cioè, bisogna chiedersi come mai questi lavori vengano fatti appena dopo tutto questo tempo, quando invece ci sono delle persone che effettivamente hanno un disagio rispetto a queste cose, hanno un disagio rispetto al tram che sia ancora fermo, e hanno un disagio rispetto a che alcune parti della città poi siano in stato di degrado. Torno al tema dei turisti giusto per concludere. Il tema del turismo, quando abbiamo fatto la petizione e appunto l'abbiamo sospesa dando anche della fiducia a Test Trasporti affinché il tram ripartisse a metà giugno come è stato dichiarato, cosa che poi non è successa, infatti siamo pronti a tornare a raccogliere altre firme di nuovo in piazza, erano soprattutto cittadini indignati che hanno firmato, ma soprattutto anche buona parte erano turisti. Addirittura alcuni turisti sono venuti lì, tedeschi, insomma si parla poi dopo chissà il tedesco, chissà l'inglese, a chiedere di poter prendere il biglietto per il tour del tram, e noi abbiamo dovuto dire no, scusate, noi siamo una forza politica, siamo il Movimento 5 Stelle e stiamo raccogliendo firme per la ripartenza del tram. Poi ovvio che una petizione non risolve nulla, però deve essere un segnale politico che c'è un interesse da parte della cittadinanza affinché vi sia una trasparenza maggiore rispetto ai lavori del tram. Per cui mercoledì appuntamento in Consiglio Comunale, nella sala del Consiglio Comunale, per appunto approfondire questo tema. Tra l'altro appunto noi avevamo chiesto anche abbiamo fatto una richiesta di accesso atti rispetto a un po' tutta la documentazione relativa a questi anni del tram, i lavori, un po' tutto ciò che potrebbe essere relativo per prepararci a questa commissione. Infatti questi giorni stiamo analizzando questa documentazione, arriveremo pronti mercoledì non per mettere in difficoltà, però per arrivare appunto a una trasparenza maggiore insomma a garantire che questo servizio possa essere pronto il prima possibile senza altro spreco di denaro e soprattutto spreco di tempo. Mercoledì 8 alle 9. Esatto. Una chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Volevo domandare il permesso di parlare al vostro ospite che il mega bloccato almeno per un quarto d'ora. E volessi dire la mia proprio sui parcheggi e sui trasporti. Allora, noi abbiamo dei mezzi pubblici che sono all'avanguardia, abbiamo dei posti in periferia tipo Ferdinandeo, tipo Opicina, tipo Prosecco, dove che se potessi parcheggiare la macchina e venire in città tranquillamente. Se potessi trovare anche altri posti in zona industriale o Valmaura o da quelle parti, in maniera tale da non costruire parcheggi in città, che non ha nessun senso. E in più volevo parlare del tram di Optina, ma lo ha parlato talmente tanto il vostro ospite che
Sarebbe ora che cominci a metterlo in funzione, visto che l'Austria in 2 anni ha progettato e lo ha messo in funzione, costruito e tutto quanto. Grazie e continua a parlare pure. Grazie Sergio, buongiorno. Grazie. Beh, insomma, io sono d'accordo anche sulla valutazione, cioè mi dispiace poi che abbia dovuto aspettare, insomma, ma io sono d'accordo con la sua valutazione rispetto alla questione dei posteggi e poi di come chi vuole andare in centro città appunto arriva in centro città, per esempio appunto attraverso i mezzi pubblici, il trasporto pubblico locale, appunto sono assolutamente d'accordo, sarebbe opportuno che le persone posteggiassero nel perimetro appunto esterno della città, come appunto parlando di Opicina, visto che adesso abbiamo parlato di quella zona lì, appunto per esempio lì dell'Obelisco, e che poi possa andare in città con un mezzo pubblico, una linea del bus, la 64, appunto la 4 o anche il tram di Opicina. È lo stesso concetto che in realtà utilizzarono i proponenti dell'Ovovia, ovvero noi mettiamo l'Ovovia che parte dal quadrivio di Opicina, facciamo un posteggio, la gente viene al quadrivio di Opicina e poi la cabinovia li porta in città. Poi lì il problema i problemi erano talmente tanti, per esempio il calcolo sui costi, il calcolo su quanto si risparmierebbe di anidride decarbonica, su quanti appunto dovrebbero utilizzare quotidianamente la cabinovia per appunto rientrare con l'investimento fatto. Erano delle criticità che veramente, come abbiamo visto e abbiamo appurato prima, appunto hanno decretato la fine della cabinovia, però il concetto appunto è lo stesso, quindi si cerca di limitare i posteggi in città che a mio parere ma non solo, ci sono anche degli studi che vanno ad attirare ulteriore traffico in centro e invece ad incentivare il trasporto pubblico locale attraverso appunto i bus. E devo dire che appunto è un investimento che va fatto per i prossimi anni, a partire appunto già da adesso, perché anche per un eventuale, non solo per i residenti ma anche per i turisti, non ha senso appunto andare in centro con l'auto, quando invece potrebbe essere molto più comodo per tutti e probabilmente anche per loro arrivarci attraverso un mezzo pubblico che ti porta tra l'altro pure in centro, cosa che invece con l'auto difficilmente uno riesce a trovare posteggio vicino al centro della città, e poi quando ha finito tornare tranquillamente al posteggio d'origine, oppure poi dopo dipende se uno soggiorna o meno, ma sicuramente è un aspetto molto interessante che penso dovremo sviluppare appunto poi all'interno di una rivalutazione complessiva dal punto di vista urbanistico della nostra città, perché dobbiamo appunto far fronte a dei cambiamenti importanti come quello che sta avvenendo relativo al turismo, ma appunto tendere sempre più verso un modello di trasporto sostenibile, che sostenibile non vuol dire solamente dal punto di vista ambientale, ma sostenibile vuol dire appunto anche che sia in simbiosi assieme che vada di pari passo assieme allo sviluppo della nostra città. Più posteggi abbiamo in città, più togliamo quelle aree a altri tipi di investimenti che potremmo fare. Dovremmo investire molto di più sul verde pubblico, nel verde urbano, cosa che invece questa giunta notoriamente non sta facendo, anzi vediamo che c'è una lista mensile degli abbattimenti che non finisce mai. Allora uno si chiede: ma come mai devi fare tutti questi abbattimenti? Forse perché la giunta non fa sufficiente manutenzione, forse perché l'ufficio che si occupa del verde pubblico dovrebbe essere rafforzato di appunto personale e competenze per tutelare il verde urbano della nostra città. Ecco, sono degli aspetti soprattutto urbanistici legati alla nostra città che noi non solo come Movimento 5 Stelle ma anche per la coalizione che stiamo costruendo che poi si presenterà alle prossime elezioni comunali, sono dei temi su cui stiamo investendo molte energie e molto tempo, perché è importante, soprattutto la questione del verde pubblico, è molto molto importante che ci sia un cambio di passo. Torniamo al telefono, pronto? Buongiorno. Sono Silvia. Buongiorno Silvia. Allora, io volevo dire a un telespettatore friulano che noi abbiamo il sindaco che è friulano, è di Aiello del Friuli. E quindi, voglio dire, l'intelligenza evidentemente o c'è o non c'è, a prescindere da dove si nasce. E quindi potrei anche suggerire, visto che questo telespettatore stima molto di più i friulani, ma lo dico ironicamente, chiaramente, no?
suggerisco al nostro sindaco di andare a proporsi come sindaco di Udine, visto che quella è la sua terra. E vabbè, questa è così una battuta, diciamo, no? Ecco, visto che ha detto che i triestini... No, sì, mi ricordo. Boh, ok, io sono triestina, invece il sindaco è friulano. Dunque, anche la faccenda dei parcheggi, io sono assolutamente in linea col vostro ospite, totalmente, al 100%, ma non solo su quello, su moltissimi argomenti, direi tutti. Combinazione, abbiamo feeling. Bene, i parcheggi in città portano tanto di quello smog, attirare automobili in centro, quando abbiamo temperature specialmente con 38 gradi, cioè portiamo tanto di quello smog, tante di quelle malattie, di malesseri, che è assurdo. Cioè noi dovremmo svuotare il centro dalle macchine e fare sempre di più degli anelli dove si può lasciare la macchina per chi viene fuori. Io per esempio e mio marito, che comunque lui è siciliano, quindi non è neanche triestino o friulano, lui non è mai andato in città con la macchina, prende l'autobus, che ce l'abbiamo anche vicino, e prendiamo 1, 2, 3 autobus, quello che c'è, in autobus, sempre, perché lui dice piuttosto di mangiarmi la salute a cercare un parcheggio, preferisco andare col bus. Poi dove mi trovo, salgo e ritorno a casa. Mi sembra una scelta che dovrebbero fare un po' tutti quelli che possono. Solo i disabili poveri hanno il diritto di andare con la macchina, questo penso io, ecco, per quel che riguarda. Poi ci sarebbero tanti problemi, ma siccome io sono d'accordo con il vostro ospite, li dirà lui senz'altro. Ecco. Grazie signora. Grazie, buongiorno. Rispondiamo dopo la pausa pubblicitaria, sì, che è l'ultima pausa, ci vediamo fra poco. Ultima parte di Sveglia Trieste insieme a Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, col quale abbiamo risposto già a tante domande, sia dalle mail che dalle telefonate, soprattutto dalle telefonate, parlando di varie tematiche. Dovevamo rispondere alla signora di prima però, giusto? Sì, che ha fatto un commento appunto su la questione posteggi e quindi la questione traffico e smog in centro cittadino. Il fatto di dover prendere l'autobus quando possibile. Sì, esatto, ma lo dico anch'io vediamo se lo trovo no, ho sbagliato testa, da fiero utilizzatore dell'abbonamento del servizio pubblico. Vedi che magari uno dice vedi questo che critica Trezza Trasporti, no, ma io Trezza Trasporti sono un fiero utilizzatore del servizio, sono d'accordo appunto con le valutazioni che ha fatto la telespettatrice e sono d'accordo anche sulla valutazione su invece di chi avrebbe una vera necessità di poter arrivare in centro con l'auto. Appunto su questo è giusto che chi ha delle esigenze particolari giustificate lo possa fare, e dopodiché ha fatto appunto il commento sullo smog che mi ha attivato una lampadina in testa, che è quella lampadina, purtroppo a me è una lampadina, ma secondo me non è una grande lampadina, non è grande idea quella che stanno portando avanti la giunta comunale, è il tema quello delle navi da crociera. Perché si parla appunto di smog all'interno della città causata dai mezzi privati, ovvero le auto e i motorini, ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo di fronte alla nostra grande piazza Unità, abbiamo 1, 2, è successo appunto anche 3 navi da crociera con i motori sempre accesi che vanno poi ad alimentare uno smog, una qualità dell'aria in quell'area veramente pessima. La qualità dell'aria è una cosa che non bisogna mai sottovalutare. Tra l'altro, parentesi sulla qualità dell'aria, sì, vorrei approfittare per dire appunto che è uscito lo studio dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sugli odori dell'oleodotto Seot-Tal di San Dorligo della Valle d'Olina. Per cui, come sapete o come probabilmente tutti sanno, ad Olina c'è un grosso problema
che riscontrano i residenti legati agli odori dell'oleodotto, è stato fatto uno studio, finalmente è stato fatto uno studio, perché lo studio poi dice che non ci sono delle criticità legate appunto alla salute rispetto... No, perché il benzene è sotto la soglia, esatto, ampiamente, però ci sono disagi olfattivi riconosciuti, l'azienda stessa ha detto che ne prende atto. Esatto, ne prende atto, e siamo soddisfatti comunque che sia stato fatto questo studio, perché io, come al solito, appunto, che mi porto le robe dietro, questo qua è un nostro comunicato stampa della nostra ex consigliera regionale Ilaria D'Alzovo, in cui 10 anni fa chiedeva che l'ARPA facesse questo studio. Ne siamo arrivati nel 2026 e l'hanno fatto, peccato che noi qua appunto l'abbiamo chiesto 10 anni fa, però l'importante è che sia stato fatto e che appunto adesso si possa quantomeno andare a mitigare gli odori che produce l'orodotto. Però appunto era una parentesi sulla qualità dell'aria, che fa parte di, cioè avere una qualità dell'aria positiva e che possa non arrecare danno alla salute di nessuno, penso sia un diritto di tutti noi cittadini, per cui appunto quando anche ragioniamo di urbanistica e verde urbano è importante appunto anche ragionare degli impatti che potrebbero avere appunto il traffico, e invece poi gli impatti negativi del traffico e gli impatti positivi invece del verde all'interno dei nostri spazi urbani sulla salute dei cittadini, sulla salute di tutti noi. Per cui io adesso, ovviamente, rispetto alle navi da crociera, è vero che c'è un processo di elettrificazione delle banchine che non è breve come processo e non è neanche facile, però dobbiamo tendere in quella soluzione. E poi devo essere sincero che l'idea di avere queste navi da crociera di fronte a Piazza Unità a me personalmente non affascina, cioè il pensiero, proprio la visione, perché uno passa in Piazza Unità e vede queste navi col motore sempre acceso, sinceramente non mi appassiona, e quindi spero che si possa trovare il prima possibile una soluzione per rendere queste navi da crociera per quanto possibile compatibili appunto con la vita di noi residenti a Trieste. In ogni caso, qualsiasi sia poi la valutazione finale, io ritengo che sia da mettere su un livello maggiore la salute dei residenti di Trieste, dei triestini e delle triestine, e poi il resto, i turisti, altro. Però al primo posto, secondo me, dovrebbe esserci la cittadinanza che vive questo territorio in tutti i suoi aspetti. Ancora al telefono, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, quasi Gianni, che vuol dire due monade. Prego, Gianni. No, siccome vedo il signor che parla... No, spenga la televisione quando parla con noi. Ma amico, ma la pare che sei tutto di studiare. Allora volevo dire una mia stupidaggine. Il tram o piscina che è nato nel 1902 e con tutte quelle altre robe che inutili le vado a contare perché le sa tutte a Trieste, bisognava lasciarlo come te li era. Quando se vuoi cambiare una roba devi aspettare che questa roba funzioni. L'origa cambiare sta cambiando tutto, perché se il tram piscina portava al massimo due biciclette, se vuoi portare di più non era per il passaggio per quei poveri che non arriva a star dentro, era tutto robe giuste, però il tram così non funziona. Questo volevo dirvi, e questo mi ricorda, non so se casomai l'avrà letto Mark Twain, il fatto dell'orologio. Se non l'aveva letto ve lo dico Mark Twain mi ha scritto una piccola novella sull'orologio. Era un orologio che andava perfetto, però io voleva essere ancora più perfetto e gendarmi l'orologiaio. Da quel momento non avevo mai più l'orologio a posto. E c'è anche un altro esempio, se si vuole, sempre di questi orologi, del passepartout, che adesso non vi spiego di che lettura c'è. Però quando si vuole cambiare succede così. Mi sono dato per 2 anni alla scuola all'aperto e ho ciappato per 2 anni il tram di officina
e non si sta mai nessun guasto. Era qualche volta, ma mai come adesso, rare volte, perché quando che ha messo, prima era a cremagliera, dopo che ha messo la fune richiedeva abbastanza attenzione, ma però non è mai successo niente perché la cambiava. Se la volessi non vorrei tanto vicina, un altro treno, questa è la questione. Mica sono vecchio, conosco queste robe, però parlo monade come sempre. No, perché grazie Gianni, buongiorno. Gianni conosce bene la storia della nostra città, no? Ma sì, quindi, appunto, ricorda i tempi in cui prendeva il tram. Sì, ma appunto premesso che nessuno di qua dice monade o stupidaggini, e rispettiamo i contributi da parte di tutti. No, ma io un po' mi sentivo nel signor Gianni, anche io quando prima ho detto che anch'io andavo alla Corsi, prendevo ogni giorno il tram di Opicina e si stava quella mezz'oretta in tram e quindi si stava con gli altri miei compagni di classe a fare i compiti del giorno stesso, lo si faceva la mattina prima di andare a scuola, proprio perché sul tram si stava là seduti tutti assieme, si facevano i compiti assieme ed era proprio una cosa, anzi questi mesi che è ripartito, io lavoro in questo momento in piazza Oberdan e appunto abito a Opicina, questi mesi nel 2025 che era ripartito, io solitamente appunto prendo la 64, però quando sapevo di non avere un impegno o di avere un impegno nel pomeriggio, magari perché insomma lavoro la mattina, per cui magari il pomeriggio ho un impegno un po' più tardi, quindi sapevo di avere più tempo, salivo sul tram, prendevo il tram tranquillamente, visto che appunto l'abbonamento per fortuna per i residenti, spero sia così anche per il futuro, posso andare sul tram, ero là sul tram e mi facevo il viaggio, ascoltavo un po' di musica, leggevo qualcosa, indifferente, arrivavo a Opicina tranquillo ed è una cosa molto molto bella, quindi oltre che utile è soprattutto molto bella, per cui anche quando mi ha fatto molto dispiacere quando lo ripeto un'altra volta, però lo dico da residente di Opicina che ha preso il tram per tanti anni e che lo prenderà anche in futuro. Quando ho sentito le parole del sindaco che diceva no, ma quando riparte nemmeno sarò lì alla ripartenza e poi i sedili sono scomodi, non si siede nessuno, e uscite del genere che però devo dire nemmeno ci meravigliano più di tanto oramai, ha fatto molto dispiacere in realtà perché fa parte, è un simbolo storico e anche della tradizione della nostra città, per cui il fatto che ci sia questo un po' di astio da parte della giunta comunale per questa infrastruttura veramente è una cosa triste, perché è un simbolo e sinonimo appunto di tradizione, di storia ed è anche un'infrastruttura che è anche unica nel suo genere, per cui mi ritrovo nelle parole del signor Gianni e sono soprattutto contento sia quando siamo stati in piazza a raccogliere firme, ma alla fine parlando con un po' tutte le persone che un po' incontro e che parliamo di questo tema, che ci sia appunto come dire, un'affezione ecco, rispetto al tram, no? e che sorga spesso e ci sia un interesse particolare dei triestini verso quest'opera, ed è per questo che appunto prima anche ho invitato la cittadinanza a partecipare alla commissione consigliare di mercoledì prossimo alle ore 9, perché appunto la città deve poter sapere cosa sta succedendo con il tram di Opicina. Tram di Opicina che vediamo se entro qualche settimana davvero. Sì, speriamo. Io vi dico anche stamattina sono passato là davanti con la 64 e ho visto degli operai lavorare intensamente. Hanno fatto anche le prove di guida, no? Con i futuri conducenti. Esatto, tipo scuola guida, esatto. Per cui c'è un ritardo di un mese rispetto alla dichiarazione secondo cui Terza Trasporti ci dice che il tram sarebbe partito a metà giugno. Va bene, non è un problema. Però allora perché Terza Trasporti non dice, perché basta, si sta 2 secondi a mandare una dichiarazione con 2 righe e dire il tram di Opicina, siccome i cantieri durano più del previsto, ripartirà un mese circa, un mese dopo, oppure alternativa non si va a fare dichiarazioni in cui si dice che riparte a metà giugno quando non è così, magari si dice stiamo lavorando il prima possibile, stimiamo una ripartenza a per esempio metà giugno a meno di imprevisti, e invece abbiamo sempre queste dichiarazioni che poi dopo 10 anni si rivelano sempre come dire, carta straccia alla fine.
Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? No, vabbè, invito a richiamare. Sarebbe ora che la nave dell'oligarca se ne andasse ad inquinare da qualche altra parte. Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo sorbire il suo inquinamento solo noi, ci scrive Elio, ormai è diventato parte dello skyline. Sì, esattamente. Cioè, veramente, come prima ho detto che il tram è un simbolo di Trieste, ora abbiamo anche Tu la puoi vedere da ogni angolo di Trieste, sì. Se guardi verso il mare. Sì, sì, esatto. E quando uno oddio, tipo, non si sente un po' in agitazione, deve calmarsi, uno va lì, vede che c'è ancora lo yacht dell'oligarca russo, lì, dice esatto. ok, è ancora la mia Trieste. È ancora no? la mia Trieste, però ormai sono tanti anni, No, ormai sono tanti dall'inizio anni, del 2022. L'inizio 2022, da quando è iniziato il conflitto russo-ucraino, da quando è iniziata appunto l'invasione della Russia sull'Ucraina, io però, e sono soldi pubblici per mantenere questo yacht fermo lì. Non mi ricordo quanto ammonta il costo. Erano stimati tanti soldi, ma non ricordo. 40 milioni di... no. Mi ricordavo 30, però può essere che forse siano anche di più. A 40 milioni forse, sì. Esatto. Però non ci metto la mano sul fuoco. No, esatto, nemmeno io, ma appunto sono comunque soldi pubblici per mantenere quello yacht. Allora, io capisco che ci sia un'intenzione del governo nazionale nel, come dire, contrapporsi alla Russia all'interno di questo conflitto, di aver congelato i beni anche di questi cittadini russi, in questo caso degli oligarchi russi. Però per mantenerlo lì sono soldi pubblici, cioè sono soldi pubblici che non ci avanzano. Quando prima parlavamo di sanità, che ha oggettivamente delle criticità perché basta prendere appuntamento per andare a fare un intervento, una visita specialistica, e prima del 2027 inoltrato è difficile che ve la diano e che ce la diano. C'è la questione del verde pubblico, c'è la questione, appunto, si parlava, sentivo prima anche dell'ospite in precedenza del porto, che ci sono degli investimenti da fare, e nel frattempo si va a spendere soldi, a sprecare soldi per mantenere questa nave, che io capisco tutto, anche le questioni del conflitto russo-ucraino, però sta nave ne avrà talmente tante altre, gliela torniamo, non abbiamo più questo peso sulle casse pubbliche, che appunto viene di fatto, le casse pubbliche alimentate dalle nostre tasse, e possiamo, non è che quel gruzzolo di soldi vanno a risolvere i problemi della nostra città e del nostro paese, però rendiamoci conto che è una spesa che, a mio parere, è uno spreco di soldi pubblici. Un'altra telefonata, vediamo se c'è. Pronto? Buongiorno. Pronto? Ma che, mi fate gli scherzi? Pronto? Niente. È che io parlo troppo e quindi dopo, come prima, no? Quindi uno si lamenta. L'abbiamo richiamata subito. È la stessa. Niente, non c'è nessun'altra telefonata. Allora, a quanto pare di cosa possiamo... Posso solo fare appunto quel cenno sì, prego. Sugli animali del Parco Globoiner che abbiamo fatto tra l'altro anche noi un servizio tempo fa, quando fu aperta un'inchiesta da parte della Procura per far luce su questi episodi. È stato aperto un fascicolo per maltrattamenti e quindi bisognerà capire cosa succede. Giusto appunto per riprendere, per chi magari non avesse seguito la questione. Parliamo di zona di Padriciano. Esatto, zona Padriciano, Parco Globoiner, che è vicino all'area di ricerca. Anch'io ogni tanto vado anche lì a camminare, sono diversi Monte Spaccato, diversi sentieri in quella zona là. Purtroppo ci sono degli animali, si parla di asini, tra cui anche un'asinella gravida, e pecore, che sono all'interno di alcune recinzioni alla base del Globoiner, che sono in condizioni oggettivamente precarie, e appunto a seguito di diverse segnalazioni dei residenti si è attivata la nostra consigliera comunale Alessandra Ricchetti, si è attivata poi anche la Procura. So che si è attivata, a cui appunto ha aperto un fascicolo, si è attivata anche la SUGI attraverso un medico veterinario, carabinieri, polizia locale, ne accennavamo prima. C'è comunque, tuttora persiste un problema, perché quegli animali, faccio riferimento per esempio alle pecore, le pecore non sono più selvatiche come tanto tempo fa, sono delle pecore oramai domestiche allevate appunto nel centinaia di anni per produrre lana. Quindi le pecore vanno tosate ogni tot di settimane, ogni tot vanno appunto tosate. Quelle pecore lì non sono state tosate per chissà quanto tempo. Era arrivata una notizia, una voce, che avrebbero dovuto tosarle ieri. Invece prima ho letto un aggiornamento che quelle pecore non sono ancora state tosate.
ma con questo caldo, meno male ha piovuto qualche giorno fa e che ha abbassato le temperature, ma ero andato lì assieme a un altro attivista del Movimento 5 Stelle per vedere la questione dal vivo, perché comunque nonostante sia recintato, comunque si tratta di sentieri su cui la cittadinanza può comunque andare, perché questi animali sono di proprietà di una società agricola, che ovviamente ha a capo una persona su cui appunto c'è un'indagine in corso, e una società che ha anche percepito contributi pubblici, per cui ritengo la cosa ancora più grave. Siamo andati lì e queste pecore poverelle sotto il sole, che non aveva ancora piovuto, l'erba non c'era più, perché le pecore comunque mangiano anche, brucano abbastanza erba, purtroppo non c'era neanche più erba da brucare, addirittura l'asinella gravida era proprio quando siamo arrivati nel posseggio, proprio vicino al muretto, come se volesse che qualcuno le anche dasse da mangiare, ma soprattutto gli asini che presentavano delle lesioni, soprattutto cutanee, ma poi ovviamente deve esserci una visita da parte di un veterinario competente. Mi è arrivata notizia che pur di non esporli alla cittadinanza che sono lì, sono stati nascosti di fatto sul monte, quindi più vicino al vertice nel punto più alto del Globoiner. Ovviamente si sta 2 secondi poi dopo, se uno conosce l'area, ad andare a questi poveri asinelli che però presentano ancora queste ferite. Però volevo intervenire su questo sia per prendere nota la questione, perché è oggettivamente scandalosa, e seconda cosa per comunicare che appunto la nostra Alessandra Richetti è in prima linea su questa cosa. Adesso appunto stiamo verificando i vari contributi pubblici che i proprietari di questi animali, perché sono animali da reddito, per cui questi animali, come dire, uno si fa i soldi, no? Sulla pelle di questi animali. Stiamo verificando i contributi pubblici che la Regione o altri enti hanno erogato a chi la proprietà di questi animali. Sono comunque dati pubblici, per cui li stiamo semplicemente controllando, tirando giù, verificando, e auspichiamo ovviamente un intervento il prima possibile delle autorità, affinché alla fine, se un animale è maltrattato, quell'animale gli va tolto dal proprietario. Però questa è una mia considerazione. La valutazione viene fatta ovviamente dagli enti competenti e spero che sia fatta il prima possibile, perché questi animali non possono stare tutta l'estate con poca acqua, poco cibo. Il proprietario aveva portato acqua e cibo dopo l'intervento della SUGI. Ora io non so se sia legale poi portare da mangiare o da bere a questi animali, insomma so che qualcuno l'ha fatto, perché sennò quegli animali non avevano neanche da bere un po' d'acqua e neanche del fieno da mangiare, e spero che ci sia un intervento il prima possibile da parte delle autorità competenti. Però voglio anche rassicurare che è anche compito di chi ha una responsabilità pubblica, come appunto anche noi che ci proponiamo di fare politica del Movimento 5 Stelle e la facciamo quotidianamente sul territorio e nelle istituzioni, c'è una responsabilità, e quindi è giusto anche voluto comunicare che noi ci stiamo attivando, siamo già attivati già da settimane su questo tema, per cui penso appunto sia una comunicazione corretta da fare anche nel rispetto di chi ama gli animali e soprattutto degli animali stessi. Il tema che è emerse anche grazie alle segnalazioni, no? Sì, esatto, infatti noi ci siamo attivati soprattutto di conseguenza alle segnalazioni. C'è un gruppo di cittadini a cui tanto va anche il mio ringraziamento per la loro presenza non solo fisica sulla questione, che segnalano già da mesi, già da anni. L'unica cosa che è vero, le segnalazioni ci sono già da anni, però negli ultimi mesi la situazione si è aggravata, per cui le segnalazioni appunto sono aumentate, e appunto la nostra consigliera Alessandra Richetti si è attivata di conseguenza. Però appunto penso sia giusto rendere noto il problema appunto degli animali del Parco Globoiner, e appunto rendere noto anche che ci siamo attivati sul tema. Ecco. Allora, siamo davvero agli sgoccioli di questa puntata. Ricordiamo allora a questo punto ancora una volta che il prossimo appuntamento politico, degno anche comunque di interesse pubblico, è quello che riguarda la Commissione Trasparenza, che abbiamo annunciato per mercoledì alle 8, mercoledì 8 luglio alle ore 9, la terza e quarta commissione assieme, e speriamo che dove si chiederà insomma sostanzialmente un po' di chiarezza sul tram di Opicina. Tram di Opicina, che insomma io l'ho presi quando arrivai qua per studiare nel 2011.
poi si fermò una certa. Sì, anche in quell'anno lì sì. Però avevo provato il tram, mi era molto piaciuto, devo dire, poi si andava in Osmizza, no? Sì, sì, esatto, e poi che poi c'era frente uno anche in via Commerciale Alta, diamogli dignità, no, anche tanti residenti, anche Piscianzi che è là vicino, Certo. però tra l'altro c'è anche gente che va lì per l'Osmizza, è l'unico mezzo pubblico che arriva là, perché se uno deve andare in auto in Osmizza a bere e poi a tornare via in auto è un po' un problema. esatto. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, sempre un po' di folklore, è che tra l'altro quando era ripartito, mi pare fosse ripartito il 1° febbraio 2025, che erano tipo le 5 di mattina, eccetera, mi ricordo che c'ero anch'io lì in piazza Dalmazia, vicino a Piazza Oberon, per poter salire, essere tra i primi a salire. Mi ricordo che c'eravate anche voi assieme a Umberto Bosazzi e speriamo di rivivere di nuovo questo momento il prima possibile. Lo speriamo davvero. Grazie Enrico Sossi, Grazie Movimento a voi. 5 Stelle, buona giornata, Grazie. buon lavoro, buon weekend. Grazie a voi per averci seguito in questa puntata. I prossimi appuntamenti con le notizie ai TG delle 13:20, delle 19:30. Buona giornata.